Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus. Oggi per 16 di giugno partiamo subito con il mattino di Padova. Cittadini e medici uniti per la sanità pubblica, fronte comune di dottori, infermieri, tecnici e associazioni per difendere le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Servono più finanziamenti, più personale e valorizzazione professionale. Vediamo qui nella fotonotizia del mattino di Padova, riconoscerete la parte della tangenziale dove c'è quel grattacielo che poi non è mai stato usato e dovrà pure essere abbattuto. Iniziati i lavori in tangenziale, 2 mesi di code e disagi proprio lì dove c'è l'autovelox, probabilmente è anche stato spento per questo periodo, io almeno l'ho visto spento. Camion in retromarcia travolge e uccide anziana, veramente brutta notizia di cronaca. Picchia la figlia, professore di religione a giudizio, e falso aperol per lo spritz, barista che finisce sotto inchiesta. Sapete, si fanno spesso i tarocchi con quando si fanno i cocktail. Andiamo su Gazzettino. Eraclea, Donadio condannato a 26 anni ma libero. Sandonà, orrori in casa di riposo, verso il processo decine di accuse. Si parla ancora di notizie che abbiamo trattato già in passato, ma vanno avanti perché non sono ancora state abbondantemente dipanate. Giustizia, via la riforma Nordio. Svolta garantista del governo, abolito l'abuso d'ufficio, stretta sulle intercettazioni, il Colle alle toghe dice sobrietà. E poi c'è questa app di Google, questo esperimento di Google per vedere i luoghi della città proprio volando su Venezia con il telefonino. I nostri ragazzi spaventati di fronte agli ostacoli. È una bella notizia di spalla che potrebbe essere sfruttata anche nel nostro focus approfondimento. Sono cose che poi interessano in modo particolare. Vediamo andare per il Corriere del Veneto. I giacimenti nascosti del Veneto. Carenza di materie prime, il Mise studia le miniere riapribili, sono addirittura 13 i siti che si possono tenere in considerazione. Dormono con la bimba di 4 mesi nel lettone, al risveglio la trovano morta. È una bruttissima notizia che arriva dal Vicentino. Grenfell, i ricordi del sopravvissuto, inciampavo sui cadaveri. Andiamo a parlare della Torre di Londra, il padovano che si salvò, che racconta la sua storia. Stadio a Venezia, lo farà il comune con i mutui. E andiamo anche a dare un'occhiata alla pagina di Notizie Plus che possiamo proprio andare a cercare. Come vedete, potete farlo anche voi cercando proprio direttamente sul web. Notizie Plus, vedete che avete la possibilità di vedere Treviso, Venezia, Padova. Noi stiamo parlando di Padova, andiamo a vedere a Padova. A Padova c'è il CNR, partner strategico della regione in campo energetico. Vedete che c'è anche qui il buon Roberto Marcato che in un articolo viene un po' spiegato tutto, ma poi avete tutte le altre notizie che potete andare ad aprire e scorrere che anche per le altre province e seguirci anche su Notizie Plus. È tutto.